Prima erano le aziende che sceglievano i lavoratori, adesso è il contrario. E da questa constatazione ben chiara ai sindacati, ma forse un po' meno alle imprese, che si muovono le rivendicazioni sindacali di questi ultimi anni. Non ultima l'avvertenza nei confronti della Kelab, la multinazionale con 17 sedi in Italia, in particolare Veneto, Piemonte, Toscana e Sicilia, che svolge attività di analisi di laboratorio per i settori alimentare, ambientale, farmaceutico e cosmesi. Chiediamo all'azienda di applicare fino in fondo il contratto degli studi professionali da poco rinnovato e di aumentare i minimi tabellari in busta paga, facendo marcia indietro sulla scelta di assorbire tutte le retribuzioni che ha messo in atto l'azienda nel momento dell'applicazione del nuovo contratto. Oltre il centinaio i lavoratori che hanno manifestato ritrovandosi in centro a Resana, per poi dirigersi verso i cancelli della filiale trevigiana della multinazionale. Tanti i giovani presenti, dimostrazione di una forza lavoro dinamica, molto meno legata rispetto ai predecessori all'azienda. In tante e tanti parlano di stabilità per i giovani, ma sono molto spesso purtroppo le aziende a non offrire questa stabilità perché preferiscono tenere i lavoratori meno professionalizzati o comunque tenere i lavoratori per un periodo più breve e poi non investire sulla loro formazione e sul loro salario. Mentre invece per garantire stabilità economica e stabilità professionale serve investire sulle retribuzioni e sul salario, altrimenti i lavoratori e i giovani in particolare sceglieranno solo in base alle proposte economiche che vengono fatte da parte delle aziende.